Morto sul colpo, travolto da un escavatore in movimento, manovrato da uno degli operai della fungaia. Alla Agrifung di via Pescatori a Musano di Trevignano l'ennesimo dramma del lavoro. 7 eventi di questa mattina, vittima non un dipendente ma un autotrasportatore esterno, Renzo Donà, 42 anni appena, di Quinto di Treviso, arrivato per scaricare del materiale. Inutili i tentativi di soccorso, i traumi multipli gli sono stati fatali. Carabinieri e ispettori dello Spisal sono rimasti a lungo sul posto per tutti i rilievi del caso, da riferire poi alla procura, che ora indaga per omicidio colposo. Alla Agrifung, la terza vittima in 5 anni. Nel febbraio del 2016 a perdere la vita nello stesso modo nel cortile dell'azienda era stato un operaio marocchino di 53 anni di Montebelluna, Mustafa Farissi, travolto da una ruspa. 2 anni prima, aprile 2014, a morire stritolato dal nastro trasportatore era stato invece Alessandro Marchesin, 54 anni, dipendente della fungaia da solo un mese. È un'azienda che in realtà ha avuto degli episodi in passato e con i quali anche noi come sindacato e con l'azienda si è lavorato molto sulla sicurezza. Quindi l'amaro in bocca è perché questi episodi sono disattenzioni, perché le procedure ci sono e non si capisce come possono ancora accadere, insomma. Proprio per i gravissimi precedenti, lo scorso anno alla Agrifung era stato sottoscritto un nuovo contratto integrativo aziendale con premi di risultato legati all'abbattimento degli indici di incidentalità. Dobbiamo imparare a prenderci più tempo, dobbiamo imparare ad avere più attenzione al lavoro che facciamo e dobbiamo imparare che le aziende devono essere molto più severe sulle procedure. Le procedure devono essere applicate. L'autista in quel contesto lì non doveva essere vicino al mezzo di scarico e anche l'operaio non doveva scaricare se aveva del personale attorno al mezzo. Un grande lavoratore che amava la compagnia, gli amici, ma difficilmente lo si vedeva in giro la sera tardi, ricorda il sindaco Mauro D'Alzilio. La mattina iniziava a lavorare presto, Renzo, al volante del suo camion con cui faceva consegne per terzi. Donà lascia la sorella Paola e il fratello Renato, titolare di una ditta della zona industriale di Quinto che commercia legna da ardere. I 3 fratelli un mese fa avevano perso la madre, ora un nuovo devastante lutto.